Serafino? O Serafino? Perfetto. Sardo bacci. Enzo. Ehi. Sì, fammi sentire. Questo sempre lì. Avevo visto questo evento, questa giornata di solidarietà con i pastori per rendervi partecipi di quella che è la situazione della lotta, ma è un gesto che costa, che quindi è un gesto di rabbia che deve essere ascoltato. Noi siamo qui in solidarietà alla lotta che c'è in Sardegna. In Sardegna la situazione è a dir poco drammatica. Il mondo pastorale, ma anche quello in nome delle logiche ineluttabili, si ritiene, delle leggi del mercato e della globalizzazione. Per esempio si deve ritornare relativo del lavoro delle campagne, dove è il latte che determina il prezzo del formaggio e non viceversa. E che quindi le logiche speculative, cioè i pastori hanno detto basta, bisogna ricominciare da un'altra parte senza badare alle conseguenze. Oggi per esempio, oggi e da tanti anni c'è una soglia di mercato di produzione del pecorino romano che trasporto permettendo, perché in realtà i trasporti in Sardegna sono bloccati, però vorremmo fare un gruppo d'acquisto e chi volesse, nei prossimi giorni faremo data e giorno, e così chi volesse prendere il pecorino di ottima qualità come il solito nostro, okay. Il latte, la Locatelli ce lo pagava 1400 lire, che sono 70 centesimi di oggi, 1984, è come che con la svalutazione praticamente. Resta qualcuno che mette da le corna. Perché ha quella pubblicità, no? Perché poi Sì,